154 interventi su 175 giorni dall'inizio del 2021 e la stagione estiva deve ancora entrare nel vivo. Tanto lavoro per il soccorso alpino della Liguria con i volontari che quest'anno sono usciti quasi una volta al giorno di media, nonostante non siano ancora iniziati i periodi che normalmente sono di picco, quello estivo in cui ci sono più turisti stranieri e quello in cui nascono i funghi. Per capire, in un anno ordinario gli interventi sono dai 340 ai 380. Nel 2020, nonostante la pandemia e le limitazioni ai spostamenti, sono stati 340, molto concentrati in pochi giorni. I motivi delle richieste di soccorso sono vari e diversi. Ad esempio, ci sono gli escursionisti esperti che a volte si infortunano anche gravemente. E poi c'è una buona parte di, purtroppo, persone che, come è successo l'anno scorso, per parecchi mesi stanno bloccate in casa, nel momento in cui hanno la possibilità di uscire all'aria aperta vanno fuori e a quel punto sono poco allenate, si sottovalutano quello che è l'ambiente e la giornata e di conseguenza poi hanno bisogno di aiuto. Alcune volte basterebbe qualche attenzione in più per evitare di mettersi in situazioni spiacevoli o di vero e proprio pericolo. Dal conoscere il percorso che si sta per fare, alla cura del vestiario e dell'attrezzatura. Occhio in questo periodo anche alle insidie del caldo. Informare sempre qualcuno sul dove si va. Purtroppo ci capita spesso che veniamo avvisati che la persona è andata in Val Graveglia, in Val Fontana Buona, per noi è un po' tanto generico, perché poi a quel punto se dobbiamo prestare soccorso, in caso di mancato rientro diventa difficile localizzare il punto di partenza. I volontari del soccorso alpino in Liguria sono circa 240, divisi in 6 stazioni alpine e una speleologica. Il corpo è sempre in cerca di nuovi volontari. La gente non è mai abbastanza perché appunto essendo volontari ognuno di noi ha le proprie attività, lavoro, famiglia e quindi purtroppo non siamo sempre disponibili e avere più persone ci permette di avere la certezza di essere sempre in un numero congruo e tempestivi nell'intervento. Le caratteristiche, visto il tipo di attività che facciamo, abbiamo bisogno di persone che abbiano una buona capacità di movimentazione su tutti i tipi di terreno, che siano il bosco, che siano la roccia, che siano la neve.